Che requisito deve avere un'opera per essere tutelata? Allora, un'opera deve avere tre caratteristiche. Un carattere creativo, ossia la personale e individuale espressione di un artista. Questa è una sentenza della Cassazione che dice appunto che un'opera deve essere un'espressione puntuale dell'artista e si sposa con quello che viene definito a livello europeo dalla Corte di Giustizia europea, che definisce l'opera artistica il risultato della creazione intellettuale dell'artista. La seconda caratteristica è la novità, ovvero semplicemente l'opera artistica non deve essere una copia di un'opera già esistente, a quel punto ci sarebbe il plagio. E poi l'originalità, ovvero deve essere una creazione dell'autore diciamo propria, ovvero non deve essere creata in partnership con qualcun altro. A quel punto l'opera sarebbe realizzata da più artisti e quindi non potrebbe essere un'opera del singolo artista, del singolo attore, del singolo creatore.